Sesta corsa dall'Arcoveggio, un ritiro, quello di Crystal Trio, riduce a 7 il campo di partenti, 1 Crusoe dei Greppi, 2 Battost, 3 Corina Jet, 5 Blue Star, 6 Cosmo Spritz, seconda linea 7 Zelia CCSM, 8 Barbavia Troppel, favori per Cosmo Spritz numero 6, Andrea Farolfi in sediolo, macchina che accelera, Cosmo Spritz veloce mentre ha sbagliato Corina Jet, in seconda posizione Blue Star. Più indietro il resto dei concorrenti con in terza posizione Crusoe dei Greppi. Intanto completati i primi 200 di gara, 14,5 per Cosmo Spritz. Numero 3, Corina Sì. Jet, squalificato. Tutti in fila indiana alle spalle del favorito. Dopo i primi 400 metri completati in 33, quindi datura moderata per Cosmo Spritz, Blue Star sempre in scia, poi Crusoe dei Greppi che si trascina Zelia CCSM, poi Barbabietolo Pell e quindi Battost. 600 in 46,4, andatura molto blanda per la categoria con Cosmo Spritz che arriva agli 800 in 1,1,6. Ora all'esterno ha spostato Barbabietolo Pell dalla posizione di retroguardia. Cerca di prendere nella schiena Zelia CCSM, intanto il chilometro se ne va per il leader in 1,16,7. E siamo a 500 dalla conclusione con il leader che comincia ad accelerare, Barbabietolo si affaccia su Blue Star e seguito da Zelia CCSM, lungo la corda rimane il Crusoe dei Greppi, in coda Battost, 400 alla conclusione, ora cerca di metterla sul ritmo il leader, 14,3 il parziale, Barbabietolo sempre all'esterno, Zelia CC in terza ruota, in vantaggio è sempre Cosmo Spritz nei confronti di Blue Star, retta d'arrivo, Cosmo Spritz ha un netto margine di vantaggio sui rivali nel finale. Cosmo Spritz controlla e vince, mentre per il secondo sul palo forse Crusoe dei Greppi riesce a battere Blue Star. Arrivo serrato per il secondo posto con impressione che Crusoe dei Greppi riesca a piegare Blue Star. La vittoria invece, il ritorno alla vittoria per Cosmo Spritz in percorso di testa. Andrea Farolfi in sediolo per conto di Andrea Sarzetto e della scuderia Valle Falconera. 6-1-5, questo dovrebbe essere l'arrivo della sesta corsa Arcoveggio.